Buongiorno e ben ritrovati alla Varina del 14 ottobre. Oggi sono cose incredibili sui giornali, allucinanti. Adesso proviamo a raccontarle insieme. Ieri sera al sondaggio l'85% di quelli che hanno telefonato a Ring, oltre 2000 telefonate, ha detto non è giusto limitare a massimo 6 persone le cene in famiglia. Questa opinione, diciamo, ce la immaginavamo nei nostri telespettatori. Vi ricordo che qualsiasi sondaggio Cati, Camio, come cavolo si chiama, di quelli veri, il nostro non ha un valore statistico, di solito consulta 1000 persone. Noi ne abbiamo almeno 2000, 3000, a volte 7000 di quelli che intervengono, di quanti intervengono telefonicamente. Bene, ma arriva a un certo punto un SMS: guardate che è stato solo merito del capo dello Stato se questo governo non ci manda la polizia in casa. Insomma, com'è possibile? Ma cos'è questa cosa qui? Come poteva immaginare il governo addirittura di mandare la polizia in casa? Vado a verificare, in effetti c'era un'agenzia agili ieri che io mi ero perso, in cui si racconta dei dialoghi intercorsi col Quirinale. E allora oggi il gruppo Gedi in prima pagina ricorda: non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire la fase, dobbiamo migliorare i comportamenti anche in casa. E queste sono le parole con le quali abbiamo cominciato ieri sera la puntata di Ring del premier Giuseppe Conte, che è dovuto intervenire per precisare una cosa che per tutti noi era ovvia, ma evidentemente non era ovvia per loro, perché c'è stato un confronto tutta la notte, non solo con le regioni, ma tra i ministri per questa cosa. E adesso andiamo avanti col racconto. Ma che fatica, racconta il gruppo Gedi. Ci sono volute ore di teso confronto tra i ministri interessati e i capi delegazione dei 4 partiti di maggioranza per sbloccare un impasse e far decidere il governo che non era il caso di vietare le feste in casa. E infatti è una forte raccomandazione. Da una parte il ministro della salute Roberto Speranza, che si è trovato al fianco Dario Franceschini, ministro della cultura e capodelegazione PD, dall'altra titolare dell'interno il ministro Lamorgese e tutti gli altri, finché Conte, da buon giurista, da buon giurista, su consiglio del Quirinale, supportato dal suo dipartimento giuridico, ha squadernato un dossier sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale e ha convinto tutti che mandare la polizia in casa non era possibile, oltre che inopportuno. Cioè c'era bisogno di tutta questa cosa per dire, quindi noi abbiamo ironizzato per 24 ore con tutti i social, le foto, l'ultima cena, Gesù Cristo con Giuda che allora il vicino telefona a lui, la polizia locale che ferma, cioè tutto, gli appartamenti con fuori il numero modello macellerie per capire quanti sono all'interno, il numeretto per entrare, cioè tutto era vero. Cioè questi veramente pensavano di poter mandare la polizia in casa, e alla fine, dopo questo grande confronto, diciamo un consesso di cervelli, decidono che è impossibile. Per fortuna interviene il Quirinale. Detto questo, cercate di essere prudenti, questo l'abbiamo capito tutti, perché ieri sono aumentate di 62 le terapie intensive sul fronte nazionale, sono aumentate in Veneto, in Friuli Venezia Giulia sono aumentate tantissimo in poche ore. C'è una ragazza di 28 anni in terapia intensiva. Va bene, ieri sera abbiamo anche raccontato la rabbia del gestore del Movida, il principe della Movida, l'abbiamo definito così, di Campo Santa Margherita, uno dei luoghi più famosi di Venezia nel mondo proprio per i locali. La Movida gli dice: oggi arrivate a chiudere il mio locale prima, quando gli assembramenti c'erano e poteva venire la polizia locale prima a fare i controlli, ad allontanare le persone. Oggi io perderò il 50% dei miei incassi soltanto nel weekend. È il motivo per cui i governatori già dalle ultime 48 ore, 24 ore per il DPCM chiedevano i soldini a ristoro di tutte queste attività. Altro scontro è quello sui trasporti pubblici. Le regioni chiedono, l'abbiamo già detto ieri, che ci siano, allora se vogliamo abbassare dall'80% al 50% la capienza dei bus, come chiedono alcuni esperti e il comitato scientifico, ci vogliono più soldi, ma allora dobbiamo far sì che la scuola sia di nuovo a distanza, in modo da evitare gli orari di punta. Ieri sera il presidente della MOM, Trasporto Pubblico di Treviso, ci ha detto: con l'80% già siamo in difficoltà, spendiamo 2 milioni e mezzo in più, abbiamo aumentato 1,5 milioni di chilometri all'anno, se ci mettono al 50% di capienza salta tutto. Questo è quello che ci ha raccontato ieri sera. Poi è eclatante il caso, lo vedo riportato oggi sui quotidiani, di questa donna che ha guarita dal Covid qualche mese fa, lo ha preso nuovamente adesso ed è morta. Leggiamo l'incipit: una 89enne, originaria dei Paesi Bassi, è la prima persona a perdere la vita dopo la seconda infezione di coronavirus. È una donna che tra l'altro era gravemente malata di tumore, una 89enne.
e così raccontano. Arrivano i test diagnostici fai da te, quello che ha detto Luca Zai ancora una volta ieri, quello che è stato criticato da Crisanti. Speriamo che davvero arrivino il prima possibile, che siano efficaci. Ci vuole una piattaforma informatica, perché è chiaro, io mi faccio il test da solo ma devo registrarmi da qualche parte. A proposito, cosa succede dell'app Immuni? È una cosa veramente incredibile. L'abbiamo scaricata, non l'abbiamo scaricata, non funziona, la percentuale in Italia è davvero bassissima. Bene, un positivo a Padova a un certo punto dice: bene, ho scoperto di essere positivo, speriamo vada tutto bene, chiamo il centro di igiene di prevenzione e dice: ragazzi, vi voglio far sapere quali sono i miei contatti, me lo dice l'app Immuni, ve li comunico. Bene, il sistema non funziona in Veneto perché non è supportato da un sistema informatico che recepisca questi dati. Bene, gli dice anche a un mio amico è successo questa cosa. Allora ieri il Corriere del Veneto fa questo approfondimento, questa inchiesta, ed effettivamente noi da App Immuni non possiamo comunicare al centro di prevenzione della regione del Veneto questi dati, secondo appunto anche la verifica che ha fatto il Veneto. E voi, se ci pensate, sarà pronto nei prossimi giorni questo sistema informatico. È davvero assurdo, cioè il cittadino voleva dire e aiutare nella prevenzione e questo non si può fare. Ci sono due casi molto veloci. Un grande abbraccio ovviamente va alla famiglia di Claudio Sinigaglia, che io non ho conosciuto come politico ma come professore alle medie al Barbarigo, quindi il consigliere regionale che è mancato, già vice sindaco di Padova nelle scorse ore, un uomo per bene. C'è il caso del primario di Belluno indagato per epidemia colposa aggravata. È una storia terribile. Erano poi tra l'altro i giorni del grande caos, era stato in viaggio in Thailandia, era ritornato, ha continuato a lavorare, aveva la mascherina, non aveva la mascherina. Lui dice nella sua difesa che è stato qualcuno a dirgli di continuare a lavorare, i sintomi li ha sviluppati soltanto dopo qualche giorno. Era il momento del caos più totale, inizio epidemia, come ricorderete. Intanto sono stati annullati 65.000 matrimoni. La FIPE Confcommercio fa sapere che c'è un danno per 50.000 locali, c'è 300.000 persone che rischiano, vado a memoria, il comunicato che abbiamo letto ieri sera, di finire in strada per la chiusura dei locali. Sul fronte invece politico sarà Possamai a fare il capogruppo del Partito Democratico. Poi ci sono i 4 leghisti che avevamo già detto che passano invece in lista Zai, e sono Ciambetti, Bottacin, Barbisan e Rigo. E Lorenzoni farà lo speaker dell'opposizione, un ruolo ancora tutto un po' da definire. Francesca Zottis del Partito Democratico farà la vicepresidente del Consiglio regionale. Tutti accordi che vanno trovati con la maggioranza, perché la maggioranza ha dei numeri tali per cui l'opposizione, se vuole avere i ruoli che sarebbero di garanzia proprio affidati all'opposizione, deve comunque trovare un accordo con la maggioranza attuale, e Erika Baldin sarà il vice segretario d'aula. 2 aspetti molto rapidissimi. Tramonta il Consorzio Venezia Nuova, il mitico, quello del Mose, perché si dimette anche Giuseppe Fiengo, avvocato dello Stato, così farà Ossola tra qualche giorno di sicuro. Ormai il ruolo è quello dell'agenzia. In tutto questo scopriamo che per partecipare all'innalzamento delle paratoie un dipendente prendeva 900 euro di in busta paga, in più in busta paga di straordinario. 900 euro in più di busta paga. Sapete, abbiamo detto nei giorni scorsi, quando si alza le paratoie costano tra 177.000 euro se l'operazione viene interrotta, fino a 323.000 euro se restano su per 12 ore. Questi sono i costi adesso anche di gestione per quanto riguarda il Mose. Felice Maniero, colpo di scena ieri all'udienza a Brescia. Prima finge un malore in carcere, dopodiché deposita una propria memoria di 90 pagine di cui non sapeva nulla neanche il suo avvocato, e quindi praticamente udienza rinviata. Racconta le violenze delle quali è accusato, le racconta nella sua versione in queste 90 pagine. È ancora un colpo di scena. Bene, ci vediamo domani, grazie, buona giornata.